a tutti da Campanaro 67, sono a Sassoferrato e mi trovo davanti alla abbazia di Santa Maria, o meglio, sì, Ave Maria, e da quello che ho capito però c'è scritto sopra in cima Paulus, P-O-M, Paulus V, P-O-M, e sotto la dicitura della chiesa in honorem Beata Virgo Maria Victorius e Rilius ab anno Salvitis MDC XV8D. E va bene, dopo lo tradurremo. La scelta di questa splendida chiesa è questa, e adesso vi faccio vedere. Guarda, 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 guarda. Il sacerdote Don Giovanni Mosciatti, che già a noi ci aveva contattato per fare la manutenzione a Frassineta e alla parrocchia di San Facondino, gradirebbe un nostro sopralluogo per rimettere in sesto l'impianto delle campane. Dovrebbero essere 4, le 2 più piccole sono queste, e adesso faccio la ripresa laterale. Questo è il campanile in stile perfettamente romanico e in stile tipicamente fabrianese. Madonna, musicista! Ho visto qualcosa di molto bello. Ecco qua. E questa è la veduta laterale. Ci sono ovviamente le reti, ma lì sotto c'è sicuramente un'altra campana. E questa, sì, guarda quanto è grossa. Madonna! E adesso aspettiamo i custodi, in quanto Don Giovanni non c'è, per fare un sopralluogo e all'occorrenza anche vedere lo stato, e ovviamente già che ci siamo è un'occasione unica di salire su un campanile, farne anche il censimento. A più tardi, musicista! Osaccio che volevi essere qui, ma adesso per il momento vediamo, perché oggi si fa qualcosa di molto bello. Ciao, a più tardi. Eccoci all'interno e vedendo già il quadretto abbiamo visto è un impianto OS Brevetti Scarselli. Si sale dentro questa bellissima torre romanica. In effetti è romanica. Le campane sono 4. Musicista! Lo so che volevi essere come me, ma comunque qui non ci passavi, perché guarda, il buco è talmente piccolo che te, grossa come sei, no, c'è un amico mio su YouTube che è molto grosso, quindi ecco qua, si sale. Vedi qui? Sì? Ah, perfetto. Eccolo qua, questo è il quadro, questo è l'impianto S Brevetti Scarselli, completo. L'unico tamburino sarà sicuramente l'Angelus, forse solo l'Angelus, non suona mai. Va bene? Comunque, eccolo qui. Sì. Un ammasso di catene usate e incrudite. Questo è il quadro. E Francesco, ci siamo, eh? Ecco, stiamo arrivando, Mastro Rossano accanto a me, e adesso siamo arrivati in cella campanaria. Qualche campana è a oh mamma mia,
Oh signore, oh cielo. Allora, perché l'avevo detto che, Madonna, sono 5, sono 6. Mentre suonava il modo per lui. Uno l'ha pelato qui, Bene, sono 6. Guarda, 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 un battaglio caduto. Vedi? Ecco, si è infatti staccato il battaglio della terza, se non vado errato. O della, no, la seconda. 1, quella, la prima, 6, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Bene. Notare un po', ragazzi, che razza di martelli che ci sono. Addirittura sono quelli vecchio tipo che battevano all'interno della Broili. Vedi? Sì, sì. Ceppi un po' pasqualini, un po' dove trovati. Eccolo lì, la prima ad esempio c'è il ceppo della Pasqualini. Ora, ecco, queste due sono esclusivamente a corda. Quinta e sesta sono a corda. Questa addirittura è lenta. Bene. Bon. E per il momento mi faccio un attimo di pausa. Questa è la seconda. Sì. No, la terza. La terza? La seconda è quella. La seconda è questa su di sopra? Ah, caspita. Vedi che roba? Sì, sì. Sì, sì, sì. No, 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 no. Adesso la sentiamo. Allora, la seconda. Sì. Bella. Dan. Dan. Questa è la terza. Oh, voglio sentire la prima io, Oh mamma. Fonderia Pasqualini, fermo. Hanno, aiuto, MCML 1X 1909? Sì, 1900 L? No, 59. Ah, ecco, perché io i numeri romani purtroppo 1959, abbastanza recente. Sì. Vabbè, suonato con un martellino, ragazzi, non è proprio il caso, però eccola. E questa è la prima. Bella, bella bestiola. Siamo un po' cuscinesi questi. Sì. Adesso vediamone la misura. Allora, Dom, Beata Maria Vergine Annunziata, Sassoferrato Borgo, Cura Monacorum Silvestrinorum, Reverendo PD Laurenzio Duca Prioris, Ledoni Agostini e Francesco Perini, anno 1959 appunto. Adesso vediamo la distanza, no, il diametro della campana. Allora, il diametro della campana è forse, ma anche di più mi pare. Sì, ci hai azzeccato. 108. 108, 108, 110. Un bel fa. Potrebbe essere un bel fa, sì. 110 di bocca la ruota. Vediamo la ruota. Vediamo la ruota quant'è il diametro. Oh, issa. Vabbè, grazie. Sì, per fare il censimento, per la ripresa. Allora, vedi un po' quant'è il diametro della ruota? Aspetta che no, la prendiamo da qui, guarda. Da qua. Per il diametro che vede subito. No, ma meglio fare così. Eccola. Eccolo. Perché? E qua? Vai giù. Questo qui è 128. 128, 110 di campana, leggermente più grande, nello stile solito dell'elettrificazione di una volta. Allora,
seconda abbiamo detto che è questa. Sarà 500 via. Allora la seconda, quindi allora niente, anche questa bisogna, allora un attimo solo, quindi ora sono sotto la seconda, la prima 108, la seconda 96, vedete che razza di martelli, guarda, qui, questo è proprio segno del tempo, e questo ovviamente non ne parliamo di cavi d'acciaio, via dicendo, è quello che è. Questa è la nota della seconda. Bene, 96 di diametro. Chiedo scusa e anche l'emozione perché io ogni volta che salgo su è sempre bella. Musicista, so che volevi essere qui. Guarda, guarda che campana, grossa sai! Questo è di Napoli, un carissimo amico che sta a Foligno e tutte le volte lui sarebbe voluto essere qui. Allora, adesso vado qui sotto, anzi già che mi trovo su, vediamo anche questa è la quarta, al quale gli si è staccato il battaglio. La quarta, adesso la misuriamo, questa ovviamente potrebbe essere una De Poli, ma non lo so. Adesso questa è lo stesso una Pasqualini. Allora, anche la seconda è una Pasqualini. Allora, sono tutte Pasqualini, come mi sta dicendo il Don qui. Adesso un attimo solo, fermo, perché devo prendere la misura, se no non ci arrivo. Allora, questa campana, appunto la quarta, a cui si è staccato il battaglio, che fortunatamente è andato su un bel pavimento di cemento armato, è larga 71,5 cm, è stimato 70,5 cm e il peso è stimato intorno a 2,10 kg. Quindi, ricapitolando, la prima siamo a 108, la seconda 96, la terza 71, pardon, la quarta 71, e adesso vado a misurare questa qui sotto che è ugualmente una Pasqualini. Prima scusatemi, devo scendere giù, guardate come sono proprio sopra la terza. Terza, che è questa, anche questa è una Pasqualini, ecco Rossano sta appunto, ha dato un tocco, quindi ne abbiamo sentita anche la nota. Sia la quarta quindi che la terza, la seconda e la prima sono state fuse tutte nel 1959 e sono della fonderia Pasqualini di Fermo. Questa è larga 87 cm. Andiamo sulle due più piccole e allora nessun problema per la quinta, perché la quinta questi caratteri qui ce l'ha soltanto la Broili, ma la Broili si riconosce anche e notevolmente dal fatto che all'interno c'è il famoso piatto. Broili buca le campane per attaccare il battaglio e in effetti è l'unica campana che sopra c'ha la famosa quinta chiave. Queste vanno ancora a corda, la sua nota è questa, molto bella, e il diametro della stessa è, come al solito, adesso ve lo dico subito, un secondo, riprendiamo la ripresa, ecco, 63 cm. L'ultima campanella invece è una De Poli, l'ultima campana fonderia De Poli di Vittorio Veneto. Questa è intitolata a Santa Maria. Vediamone l'anno di fusione. L'anno di fusione non si riesce a vedere, ma è una campana abbastanza recente. Questa è abbastanza recente. La sua nota è questa. De Broili e De Poli. E questa è
gira un notevole ventaccio. Come al solito su tutti i campanili tira un notevole ventaccio. Siamo a 50, 55, 55, 55. Quella è una Broiling, questa è una De Poli. Ok. Solo che... E per il momento il sopralluogo delle note e la prima visione di questo impianto, eccola qua. Va bene, e per ora è tutto. C'è da fare tanto, se si vuole sistemare, ma il bello è che c'è un castello completamente in legno e le campane sono con ceppi, un po' pasqualini, un po' dove capita. Alle prossime. Adesso questo, vedete il battaglio della terza per terra? Anche questo andrà questo. Ciao a tutti per il momento, ciao ciao, musicista, ciao!